Io non ti l'appuntamento sento. live. Ecco, ecco, Adesso perfetto. dovresti sentirmi. Sì, Benissimo, dicevo, ben ritrovati. Vedete già pronto con noi Enzo Cataruzzi per parlare innanzitutto oggi, chiaramente tratteremo anche l'argomento relativo alle elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia, però in apertura giustamente parliamo di Aldo Moro perché indirettamente anche Enzo Cataruzzi è coinvolto con un importante libro, insomma, scritto diciamo per ricordare lo statista che 45 anni fa fu rapito in un primo momento in via Fani dai brigatisti e 55 giorni dopo ritrovato cadavere in via Caetani, in mezzo proprio tra via delle Botteghe Oscure e la sede poi di Piazza del Gesù all'epoca della Democrazia Cristiana. E proprio in queste ore qua ci fu l'edizione le edizioni straordinarie del TG1 e del TG2 che diedero poi la notizia con le immagini girate poi del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. Allora, parliamo del tuo libro innanzitutto, Enzo, e soprattutto buon pomeriggio e ben ritrovato. ciao, grazie Omar, grazie di questa domanda perché ti dico subito, io ho voluto analizzare la questione del politica della vita di Aldo Moro, non tanto sul fatto dell'eccidio, perché dell'assassino che hanno perpetrato contro di lui, ma soprattutto per dire quello che era prima di lui e dopo di lui e quello che sta succedendo anche adesso. Quando si analizza la storia di Aldo Moro, ricordo uno dei più giovani, presidente del Consiglio del dopoguerra, partecipato anche alla Costituente, eccetera, non può sfuggire il fatto che è stato uno dei più grandi protagonisti della storia d'Italia, uno statista di livello, come De Gasperi naturalmente, ma comunque di livello internazionale. E io con questo libro voglio portare a conoscenza un po' la vita sua, le opere sue e soprattutto anche una pagina importante, quella che riguarda il nostro Friuli. Cioè, una delle tre tesi che porto avanti è questa. Intanto la sua presenza politica, da quando non c'è lui, c'è stata una cesura, quindi è cambiata la politica da pedagogica a demagogica. Prima sappiamo che i politici erano guardati con autorevolezza, cioè quasi ti insegnavano un po' anche a vivere. Adesso sta cambiando qualcosa, ma la demagogia, gli slogan, eccetera, ha fatto un po' anche allontanare la, la gente dalla politica. Per cui il confronto e il colloquio che lui aveva con le genti era naturalmente popolare, nonostante il suo modo di interpretare la politica in maniera molto profonda e quindi cercava di portare questo suo pensiero alle masse e c'è anche riuscito. La seconda tesi è quella che l'autonomia della nostra regione in pratica ce l'ha data lui. Perché dico così? Dico così perché Aldo Moro ha una tradizione importante del nostro Friuli. Intanto nel 68 ha tenuto a battesimo la nostra regione, ci ha portato il gonfalone in una giornata piovosa dove ci ha consegnato il gonfalone e quel di Aquileia. Poi quando le sue fortune politiche, si sa, in politica si va in su e va in giù, è come un diapason, no? Era caduto in disgrazia, tra virgolette, era minoranza del suo partito. Udine lo ha chiamato, e quella volta c'era l'onorevole Santuzzo, segretario del partito della Democrazia Cristiana. Lui è venuto su in treno per capire dove andava e che cosa andava incontro. È stato un successone, lui è stato riconoscente, tant'è che ha detto che considerava Friuli una sua seconda patria. Non solo, ma quando è successo la disgrazia devastante del terremoto, era presidente del Consiglio, in poche ore è arrivato a Gemona, è arrivato a Forgare, è arrivato dappertutto e ha tornato da una gente che in qualche modo lo ha visto come un salvatore della patria. I nostri rappresentanti del tempo come Elli, Varisco, io conosco un po' la storia, eravamo giovani, ma l'abbiamo vissuta intensamente come una disgrazia che ci ha segnato un po' la nostra vita, non solo politica, anche diciamo così sociale Chiaro. e se vogliamo anche psicologica. Ecco, lui ha chiesto lì, perché si sa, quando sono disgrazie tutti dicono va bene, va bene, c'erano dell'idea di gestire un po' anche la ricostruzione, un po' perché aveva paura del Belice, perché nel Belice la cosa era andata male e lo Stato aveva gestito in maniera proprio male la questione, e un po' perché voleva in qualche modo mettere alla prova il Friulano, perché credeva che
potevano fare quello che hanno fatto, quello che abbiamo fatto, perché lui dopo ha detto che il Friuli era un esempio per la nazione, cosa che è stata. Ma l'importanza è che lui al Consiglio dei Ministri è uscito personalmente dal Consiglio dei Ministri, non ha mandato un commesso, un segretario, un assistente, a chiedere allora a Comelli, a Toros, che era in qualche modo un punto di riferimento imprescindibile per il Friuli, in quanto era anche ministro del tempo, del ministro del lavoro del tempo, se erano in grado di ricostruire. E lui ha firmato una cosa epocale dove ha dato per la prima volta nella storia d'Italia la possibilità ai territori di ricostruire, di gestire la fiscalità, di Certo. gestire i soldi. Possiamo dire, Enzo, che Aldo Moro, che era una persona, come hai detto tu, e non devo sottolinearlo io, che vedeva molto avanti, no? Non era uno che si limitava soltanto all'orticello. Possiamo dire che è stato un po' il papà della devolution, no? Perché alla fine quello che è successo nel 76, grazie ad Aldo Moro, che ha dato fiducia ai friulani, è stato un po' una sorta di pietra miliare per quella che oggi viene chiamata, insomma, la devoluzione vera e propria, no? Non solo scritta su un pezzo di carta. Beh, sicuramente è nato tutto lì, perché la protezione civile è nata di fatto qui in Friuli, non solo, ma anche il modo di operare. Cioè, noi siamo per il mondo un punto di riferimento di eccellenza, e tant'è che la nostra biglietto da visita dopo la disgrazia è questo. Noi siamo quelli che hanno ricostruito il terremoto, dov'era, com'era, e in qualche modo ci ha dato questa possibilità. Ecco perché dico che lui veramente ci ha dato concretamente l'autonomia. E questo non è una cosa da poco, non è una cosa. E in questo libro, perché solo io tratto la questione del Friuli, ovviamente essendo friulano, e mi sono interessato, io ringrazio anche l'onorevole Santuzzi che mi ha messo a disposizione i suoi archivi per capire un po' come andavano le cose, e poi abbiamo visto insomma che lui è stato un antesignano anche della politica europea, della politica internazionale. Naturalmente è chiaro, era scomodo, io sostengo che le Brigate Rosse erano una manovalanza rispetto al complotto internazionale che lo ha in qualche modo tolto di mezzo. Però la sua politica, il suo pensiero politico resta ancora attuale, e anche la sua fine è misteriosa. Piano piano vediamo che ogni anno qualcosa salta fuori. Addirittura mi pare ieri c'è stato un importante giornale, mi pare Il Giorno, che ha pubblicato una lettera inedita proprio la giornata in cui è stato rapito 55 anni fa, dove il direttore del tempo non l'ha messo fuori perché criticava un po' gli americani, diceva insomma voi non capite quello che sta succedendo. Lui era molto avanti, soprattutto vedeva anche sull'Unione Europea. Lui la sua politica ha portato dopo a Maastricht, ha portato alla libera circolazione, ha portato, insomma, in politica estera è stato un antesignano. Non solo, ma la politica del Mediterraneo lo dobbiamo a lui. Una volta che abbiamo mollato, tra virgolette, la politica mediterranea, abbiamo visto cosa è successo, perché noi dobbiamo essere molto accorti sulla politica internazionale, e mi pare che adesso piano piano, col piano Mattei anche del governo, mi pare che si torna un momentino dove eravamo, e questa è una cosa molto importante. E questo è il ricordo di Aldo Moro attraverso le parole di Enzo Cataruzzi. Il libro ancora, no? Si può ancora comprare, no, Enzo? Sì, sì, si può comprare, naturalmente su Amazon, su Feltrinelli, insomma, cercatelo, lo trovate. In ogni caso è edito dall'Orto della Cultura, che ha sede proprio a Pasini Prato, quindi magari lo cercate e potete ordinare tranquillamente. Naturalmente io approfitto della tua domanda per dire che sia il 23 sono a Pagnaco, il 28, dove ci sarai anche tu, sarò alla cantina di Vigneti Peter, dove dialogherò con un esponente regionale. Bene, allora questo è l'omaggio che abbiamo fatto giustamente ad Aldo Moro, per non dimenticare, perché giustamente insomma è stato uno dei, forse tolgo anche il forse, dopo De Gasperi è stato colui che ha portato in alto l'onore dell'Italia a livello politico, sia all'interno sia all'esterno dei confini, e viene da dire ce ne fossero oggi gente così. Allora cambiamo completamente argomento, anche se rimaniamo, come si dice, nell'agone politico, ma andiamo a vedere insomma
quello che sta accadendo per quanto riguarda il discorso relativo alle elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia. Le polveri da bagnate si stanno asciugando e insomma la campagna elettorale sta entrando nel vivo. Ricordo, tra l'altro approfitto, che da domani non si potrà dare diciamo indicazioni, nel senso che non si potranno dare eventuali risultati per quanto riguarda i sondaggi. Il Corecom oggi ha diffuso una nota, l'abbiamo pubblicata anche noi a livello web, e giustamente oggi è l'ultimo giorno, dopodiché non si potrà dire fino al famoso spoglio, dare indicazioni, insomma, chi è in testa, chi è indietro e chi arranca. Fino ai dati veri, fino ai dati veri. Certo. Senti, Enzo, allora abbiamo detto le polveri finalmente si sono asciugate, si comincia anche a sentire no, nell'aria di questa benedetta campagna elettorale. Io sottolineo questo, dal 96 che seguo le elezioni amministrative e poi via via tutte le altre, mi permetto dire che questa fosse la peggior campagna elettorale fino adesso che si è vista, no? Forse ne vedremo ancora di peggio, no? Perché nessuno si espone, no? Sì, è una campagna asfittica dove in qualche modo si dà tutto già per scontato. I sondaggi, appunto, l'hai detto anche tu, possiamo anche dire il vantaggio del centrodestra, la sinistra che sta arrancando, però io penso che ci saranno anche delle novità e anche degli exploit, ma anche dalla parte sinistra, e anche dei flop anche da altre parti. Io vedo che alcune candidature date per perse stanno tornando a galla, e come abbiamo sempre detto io e te, la questione delle preferenze la farà da padrone, perché al di là dei trend, io penso che la trasversalità delle elezioni regionali è senza pari. Intanto qui si scrive la preferenza e non sono non giochi la schedina, non si gioca la schedina. È la cosa. E qui si vedrà anche chi ha più tela per tessera, veramente ha, come dire, la stima dei concittadini. Senti, permetti, c'è già qualcuno che comincia, no, a richiedere assessorati, no? Non è forse troppo presto? Sì, mi pare un po' troppo presto, eppure qualche volta non porta neanche tanto bene, in sostanza. E io starei un po' un momentino più cheto, insomma, con le questioni. Vedo che alcuni ex sindaci sono in grande spolvero, e si vede anche dalla partecipazione della gente, perché insomma, io capisco dove sono 30-40 persone, possono essere anche, come si dice, dei elettori eccellenti che lavorano anche per lui, ma però quando si vedono delle piazze con 300-400 persone, quando si vedono delle riunioni con 200-300 persone, insomma, specialmente adesso la gente non è che va fuori volentieri, va fuori per sentire, per capire dove possiamo andare. Io penso che sarà un voto anche che metterà in evidenza anche giovani amministratori, sia da una parte sia dall'altra, delle donne molto interessanti, ex sindaci molto interessanti, e vediamo un momentino anche chi sarà riconfermato, perché chi si gioca la riconferma, e chi magari cercava un ombrello sicuro, e magari la gente gli dice no, guarda, hai cambiato. Rischia di rimanere col manico, no? Senti, in questi giorni, anzi per precisione mercoledì, si è svolta questa manifestazione di protesta, no? Nella zona di Porto Nogaro dell'Aussacorno, in merito a questa pavata che poi qualcuno aveva già dato per scontato ci fosse un'acciaieria, poi adesso forse si parla di un laminatoio, eccetera. Al di là del fatto, mi permette di fare un commento che da parte mia, chi è quel genio che avrebbe l'idea di creare un'acciaieria in Aussacorno vorrebbe dire due cose: uno, distruggere tutto il patrimonio faunistico e naturale del territorio, e due, mettere la parola fine per quanto riguarda il turismo su Grado e Lignano, perché immaginatevi un'acciaieria in Aussacorno cosa potrebbe provocare, non solo con le cose. Un laminatoio invece, se non mi sbaglio, esiste già nella zona, avrebbe di certo un impatto meno devastante rispetto appunto a un ecomostro come potrebbe essere un'inutile acciaieria in una zona che ha prevalenza turistica. Tornando a noi, c'è stata questa manifestazione, Federica ha calato l'asso, no? In un certo senso, perché ha convocato subito i portavoci, tra gli altri c'era anche Al Davis Tibaldi tra di loro, e ha parlato, insomma, dando garanzie che insomma per il momento si parla ma nulla l'è de facto, come direbbe qualcuno.
Sì, qualcuno, a dire la verità, all'inizio ha sottovalutato un po' la questione ambientale e ha sottovalutato anche le gente sul territorio, effettivamente hai ragione. Cioè, è stata data per scontata, non voglio riferirmi a qualche assessore in particolare, ma certo che il movimento era stato in maniera semplicistica, è già tutto fatto, come dicevi tu, e ha fatto bene il presidente attuale a dare la garanzia in nome per conto dell'istituzione, anche perché io penso, quando si dà una garanzia, vinca chi vinca, quello deve essere portato avanti, Certo. no? Perché la questione ambientale poi è sugli scudi in questo momento, no? Tutti ne fanno un vanto, quindi concretamente bisogna anche, non solo, ma mi pare che anche nella zona ci sono dei candidati che hanno dimostrato una certa ambiguità sull'argomento e penso che la gente friulana, che è molto intelligente, molto Mm. perspicace, capisca subito dove uno vuole andare a parare, no? Beh, possiamo Perché dire che solo due al momento, senza fare nomi e cognomi, del centrodestra, solo due comunque al momento si sono un po' smarcati dal fatto dell'acciaieria, perché li ho sentiti io con le mie orecchie, dunque non sì, è sì, che sì, sì. per sentito dire. Certo che, ripeto, sono questioni molto importanti. Ci auguriamo che insomma da adesso al 2 di aprile si parlerà anche di altre cose, no? Inerenti allo Sì, sì. sviluppo della nostra regione. Beh, sono argomenti importanti, cioè l'argomento dell'ambiente, del lavoro e quindi dell'occupazione, dello sviluppo della nostra regione sono argomenti importanti. Finalmente c'è qualcosa di fisso, no? Come ci sarà qualcosa di fisso perché si parla molto in questo momento anche della sanità. Molti sindaci si stanno lamentando che nella propria zona non hanno, si sa benissimo, la sanità per quello che faranno non sarà mai abbastanza. La gente vuole avere l'infermiere in casa, il medico in casa, non ci sono più queste prospettive perché non ci sono risorse tali da poter dare e poi Ecco, mancano i mezzi. si parla molto perché ero presente ieri sera a un convegno di un candidato, si parla dei cosiddetti hub, no? Cioè il famoso declassamento, che è una brutta parola, declassamento Sì. magari di alcuni ospedali, che non è che vuol dire che li chiudi, nel senso che avranno proprio lo scopo di poter far defluire maggiormente le persone in modo tale che le famose liste di attesa si riducano non dico a zero, ma almeno insomma diano la possibilità alla gente di poter effettuare le Esattamente. analisi, le visite celermente, no? Rimanendo chiaramente gli altri ospedali con il loro background, con la loro importanza a livello poi operativo per quanto riguarda interventi e via dicendo. Certamente non si può pretendere che per un mal di denti o un mal di gola tutti vadano, no, al pronto soccorso, perché questo sta succedendo, no? Cioè la paura, perché magari mancano medici anche di base, eccetera, uno parte, va al pronto soccorso e trova 50-100 persone, questi poveri cristi non sanno cosa fare, no? Quindi è una questione anche organizzativa, ma io penso anche di buon senso da parte dei cittadini. Si sa benissimo che quando abbiamo un male è evidente, insomma, no? Però in qualche modo bisogna anche avere i nervi saldi e cercare delle soluzioni, no? Però io Certo. penso una cosa, penso che siccome di solito gli ultimi 7-8 giorni arrivano i big in Friuli, no? Quindi arriveranno probabilmente i numeri uno di tutti i Beh, partiti oggi c'era nazionali. Salvini in Friuli. Ecco, no? Quindi si scalda veramente, ci saranno le tifoserie, E no? anche Frattoianni per par condicio. È per par condicio, quindi arriveranno tutti. Ecco, però voglio dire, la gente del Friuli non si fa abbindolare, tra virgolette, o ingannare da un momento così di notorietà, perché è evidente, quando un candidato è accompagnato da un numero uno si sente anche forte, ma non è Sì. così, perché sicuramente la gente andrà a vedere, per chi vuole avere la riconferma, quello che ha fatto con del fisso, no? E chi vuole andare a sedersi nelle scranne di Piazzale Oberdan sicuramente vedranno di chi è, no? Perché è ora di finire a mandare qualsiasi, ma bisogna che ci sia anche un po' di professionalità, di dedizione al territorio e di dire se hai fatto il sindaco so, per 20 anni hai fatto bene, ma sì, è giusto che tu vada a Certo. proporre un altro posto, insomma, no? E poi Chiaro. bisogna vedere i collaboratori dopo, perché ci sono anche Mm. altri temi, no? Chi ci si circonda. È giusto che La calino famosa segreteria. esatto, che calino le carte, che la gente apprezzerà. Mm. La gente vuole trasparenza, vuole sicurezza e quindi vuole sincerità Certo. nella campagna elettorale. Insomma, che penso che sarà, come dici tu, per adesso una delle peggiori che abbiamo visto. No? Speriamo che la gente vada a votare, perché questo è il vero avversario per tutti. Il vero Certo, avversario. certo.
Il famoso quinto candidato. Quinto candidato, che la farà da padrone, penso ancora. Poi parliamo un momentino del Comune di Udine, velocemente. Sì, facciamo un flash anche su sta salendo anche qui la temperatura e penso che se arriveranno al ballottaggio ci sarà una guerra ancora più forte. Ma penso che in questo momento siamo veramente sbilanciati da una parte e dall'altra. Vedo che il congresso della sinistra, della nuova segretaria Schlein, non ha ancora alzato un po' il livello a centro-sinistra, e questo insomma perché possiamo dirlo, i sondaggi sono un po' abbastanza a favore del centrodestra, no? Però vedremo, sta tutto nella parte sinistra. Proprio un flash per concludere, a proposito di nazionali. Mercoledì c'è stata l'asfaltata, secondo alcuni, della Schlein contro la Meloni. Secondo me invece è stato soltanto un camion di ghiaia buttato male con un po' di rastrello per mettere a posto. Oggi invece la presenza della Meloni al congresso della CGIL è entrata con un po' di fischi, è uscita tra gli applausi. Questa cosa potrebbe influire ulteriormente a favore di Fratelli d'Italia, secondo te? Allora, secondo me chi è già schierato, non si discute. Cioè, la tifoseria è già schierata. Certamente per chi è ancora in bilico, io penso che la Meloni ha dimostrato due cose. Intanto il coraggio di sfatare un mito, no? Perché lei ha detto anche la destra sociale, io sono una destra sociale, in pratica sta scavalcando a sinistra anche il PD, ma anche perché molti presenti lì, io penso molti operai, molti hanno votato Fratelli d'Italia, non si capisce come mai dal 4% arriva al 30% se non hanno avuto i voti anche dalla sinistra, no? E poi naturalmente ha sciorinato un programma elettorale, cioè ha detto tutto quello che doveva dire, e secondo me la Schlein l'avrà molto dura perché dovrà in qualche modo dimostrare e confutare un po' tutto quello che ha detto, e mi pare che sarà molto ma molto difficile, perché al di là delle battute e degli slogan, come dicevo prima, va tutto bene, no? Però alla fine poi uno dice, vabbè, questi qui tentano di mettere a posto la fiscalità, tentano di mettere a posto, e ha dato anche una soluzione di dare una mano alla classe di mezzo, insomma, no? Perché poi vedremo quello che succederà dal 1° gennaio del 24. Certamente aiuterà molto la fase di governo, e quindi incoraggerà anche quelle politiche e quelle forze politiche che in questo momento stanno governando. Certo. Bene, grazie Enzo, con te appuntamento la prossima settimana per quanto riguarda il nostro spazio informativo politico. Invece i nostri amici vicini e lontani, ricordo che l'informazione su Friuli TV continua attraverso gli aggiornamenti di cronaca sul nostro sito che vedete in sovraimpressione, www.friulitv.net, e come si dice nella lontana provincia dell'impero, mandi alla prossima. Mandi a tutti, ciao, mandi.